i vagabondi del gusto, ma gli amanti degli orologi come me, oggi sono a Mogliano Veneto a trovare un amico, ma proprio un amico, un vero conoscitore dell'arte orologiaia, perché consentimi di dirlo, io che sono un amante degli orologi, spesso mi trovo al cospetto di persone che vendono orologi ma non conoscono gli orologi. Allora, intanto qui vedete la targhetta, ma io vi dico che questa persona qui ha un bel vissuto, adesso ce lo racconta. Allora, raccontaci un po' di te. Intanto, buongiorno a tutti, mi chiamo Nunzio Catalano, provengo dalla Sicilia e sono orologiaio da sempre, dall'età di 6 anni. 6 anni. Non chiediamo quanti anni ha. No, ne ho 51, niente, però ho cominciato presto perché ai tempi era possibile iniziare a fare le varie attività artigianali, oggi è una roba impossibile. Allora, ci tengo a dire che non vorrei brillare rispetto alla categoria dei venditori di orologi, perché anche per loro ci vuole grande conoscenza settoriali, loro loro sono più commerciali, diciamo, perché fanno la vendita. Ma ritengo che nel proporre un prodotto professionalmente devono essere aggiornati e conoscere bene anche loro quello da fare la loro parte. La nostra è un reparto tecnico. Che prima di essere tecnico è grande passione, come tutte le... Credo che senza passione è impossibile fare nessun mestiere, no? Farlo bene, farlo perché la cosa fondamentale che ancora mi stupisco, cioè nonostante gli anni, è che nonostante passi il tempo, nonostante ho dedicato a questo lavoro tutta la mia vita, hai iniziato a 6 anni? Mi ritrovo con una passione che si rinnova e che aumenta, e questo per me è un bene. Perché raccontiamo a chi ci sta guardando e ascoltando. Provate a chiudere gli occhi per un attimo e a sentire l'armonia che c'è nel tic-tac di un orologio. Se poi saliamo un po' di grado e andiamo verso gli orologi che hanno anche le ripetizioni, allora lì... Le ripetizioni sono robe, insomma, per pochi, per visto i costi che hanno, insomma, sono oggi che arrivano per giù di 3.000 euro. Sì, infatti possiamo fare dei nomi, tanto sono a favore. Patek Philippe per dirne uno, Breguet è stato uno degli inventori dell'orologeria, diciamo, moderna, le lancette Breguet, ha inventato la spirale di carica, la riserva di carica, Reverso che ha fatto un bellissimo orologio che si gira, che diventa un bracciale. Ma facciamo capire a chi ci ascolta che cosa significa ripetizioni, cioè i campanili delle... Allora, ripetizioni per quanto riguarda i campanili è una roba semplice, per quanto riguarda gli orologi da polso è qualcosa di estremamente... Infatti la ripetizione è uno di quei 6 brevetti svizzeri particolari che per quanto riguarda un orologio da polso si sviluppa. Cioè un orologio da polso può fare una ripetizione premendo un pulsantino che dopo questo pulsante collegato a una serie di leve va a leggere in una chiocciola interna, in questa chiocciola legge l'ora e i minuti, per cui immaginate microscopicamente al buio no, abbiamo due campanelline che ripetono ore e minuti letti da questo movimento di fa il cliente, il proprietario dell'orologio, premendo su questo pulsante e rilasciando, per cui provate a immaginare quale congegno all'interno c'è per poter leggere le ore e ripeterle su un campanellino di un certo tono e i minuti su un altro campanellino, robe veramente incredibili da realizzare. L'orologio è sempre stato quello che ha segnato poi nelle famiglie il passaggio di generazione, il famoso orologio del nonno. Ecco, ti capita ancora oggi a te qui? Sì. Tant'è vero che ho fatto uno slogan che riguarda la mia attività, fate rivivere le ore dell'orologio importante che era puntini con me praticamente, perché grazie al fatto che ho conosciuto varie tipologie di orologi partendo dal meccanico, proprio nasce col meccanico nel 1970, quando io sono andato a fare l'orologiaio,
era stato appena inventato l'elettronico il Bulova, il famoso Accuton, quello che andava sullo spazio, dicevano. L'hanno usato nella seconda missione, ma era il primo, erano robe. Che ve lo ricordate che c'era un braccialone di metallo così, poi aveva questa specie di condensatore ramato dentro c'era un diapason, due bobine che venivano fatte oscillare per caricare diciamo l'elettronica su questi orologi era molto. Invece l'orologio del nonno è come i racconti. L'orologio del nonno dal 500 fino agli anni 70 ha avuto tutto uno sviluppo e la ricerca della precisione ha avuto tutto un inter sul meccanico, però diciamo che è stato sempre un'esigenza dei costruttori raggiungere la precisione assoluta, per cui ci si è spostati verso l'elettronica per ottenere più oscillazioni e avere delle divisioni tali da poter ridurre il gap dell'errore. Perché una volta, e adesso poi se no vi scopro troppe cose, negli orologi una volta, quando l'orologio andava troppo avanti, dopo c'era una levetta che bisognava bilanciare. C'era questo oscillatore che si chiama bilanciere. Esatto. Loro sono partiti da oscillazioni basse, mano a mano con la tecnologia hanno fatto muovere questo bilanciere sempre più rapidamente, per cui aumentare la frequenza, e questo bilanciere che si muove in maniera alternata mediante una molla che si chiama spirale. Su questo bilanciere c'è una leva di regolazione, ma su alcuni neanche, per esempio, non c'era, per esempio vedi Rolex ha delle tarature sul volano senza la leva di regolazione, per cui il volano viene tarato con micrometriche. Ascoltate la conoscenza. Allora, quando avete qualche problema con un orologio che pensate di buttarlo, che non va bene così, voi non dovete fare altro che metterlo in tasca, vi fate una camminata, venite all'orologiaio, vedete qui da lui, siete a Mogliano Veneto, la prima cosa entrate e dice: dottore, no, la battuta, mi faccia la diagnosi, poi mi faccia la prognosi, ma state sicuri che se vi dice che quell'orologio si può recuperare, può tornare a nuova vita, e così è. Diciamo allora, che grazie al fatto che ho conosciuto anche, sono nato gli orologi meccanici, quando si facevano lavori di sostituzione parziale, vedi l'asse del bilanciere, vedi il rubino, si cambiavano, io ancora oggi conservo le attrezzature proprio specifiche che ho tenuto e che li usiamo quando serve, perché le sai usare, perché non tutti le sanno usare. Lo dico io. Questo non vorrei. Lo dico io. Allora, ricordatevi, se c'è un orologio che vi dà dei problemi o volete pulirlo, perché gli orologi vanno puliti, sono come le macchine, non bisogna tenerli fermi e poi pensi che li prendi e vanno bene. Mogliano Veneto, vedete qui, qui, grazie a l'orologiaio, entrate dentro e dite: abbiamo visto che parlavi di orologi così, mi puoi dare una mano? Adesso ci fermiamo perché lui è un più in piena, la conoscenza ce l'ha, l'esperienza, ha iniziato che c'ha 6 anni, è coetaneo mio, quindi questa ricevuta sulla capacità. Vorrei aggiungere la mia esperienza non si ferma all'orologio a polso, ma si muove a 360 gradi, nel senso noi le pendole anche perché si costruivano le parti, per cui la rottura della ruota, gli denti che saltavano, questi venivano e ancora oggi si ricostruiscono, per cui poi sono anche fornito di torni, per quello che sono la ricostruzione fatta. È così che sono. Non potete sbagliare, venite qui a 360 gradi, poi siccome impera l'onestà, se proprio non si può fare niente vi dirà: mi dispiace, per il suo orologio l'unica cosa da fare è chiuderlo e guardarlo, perché non ha più. Però mi piace anche occuparmi dell'estetica dell'orologio, non solo della parte meccanica. Questa è stata un filo conduttore, perché il cliente non sempre vede la bellezza di una macchina, magari questa macchina è chiusa da una cassa, e allora mi piace riportare a nuova vita,
l'estetica anche. Di questa cosa qui, nuova vita, di come si recupera una meccanica, come si pulisce, di come si lucida una cassa senza rovinarla, così ne parliamo al prossimo appuntamento, perché qui abbiamo scoperto veramente una santa santorum degli orologi. Alla prossima, grazie. Un saluto a tutti, anche a tutti i miei colleghi.